Stava tra i 50.000 e i 200.000, ha oltrepassato. È più la sorpresa o più forse anche la soddisfazione di diventare effettivamente un problema ancora più grosso? Direi missione compiuta, dopodiché l'elezione si chiude qui, la campagna elettorale è finita e ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, sono tantissimi da ringraziare, 203.054 visto il numero finale, ma anche la volontà di dire che adesso bisogna iniziare con Alberto Stefani, iniziare questa nuova avventura che sarà una bella avventura. Il leoncino alato è volato tanto in alto. Leoncino è uno che sa infilarsi nei posti giusti, bravo. Prima è stata una frase, quando Napoleone scende in campo arrivano 100.000 uomini in più, lei ha doppiato Napoleone. Ma no, guardi, lasciamo perdere perché poi Napoleone a me evoca tutta una storia della Repubblica Veneta del 1797, il Doge Manin è andato, dove oggi c'è l'Hotel Europa Regina, a firmare la cessione di Venezia, quindi Napoleone non evoca belle storie per noi veneti, però diciamo che è stata una bella sfida, considerate che era ritenuta una sfida impossibile. Però è pur vero che il rapporto con i cittadini che noi abbiamo è un rapporto solido, conoscono i nostri amministratori e devo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per far rendere così sublime questa campagna. Ci sono 203.000 voti che però adesso vanno in questo montepremi che in qualche modo deciderà metà giunta, ovvero darà metà giunta a Fratelli d'Italia. È giusto questo nei confronti degli elettori veneti? Ma guardi, io non mi occupo di questo perché comunque è una prerogativa del nuovo presidente Stefani. Detto questo, penso che sia fondamentale dire che intanto questo bel risultato consolida di più l'azione di governo di questa nuova amministrazione, e questo non è poco, lo dice uno che ha fatto 3 legislature. E dall'altro poi capiremo anche di capire quali saranno gli equilibri anche in Consiglio regionale, che non sarà irrilevante questo. Direi che poi la strada la dobbiamo fare assieme, nel senso che noi non possiamo vivere i nostri compagni di viaggio come degli avversari, ma veramente come dei veri compagni di viaggio. Di certo Zaia andrà in Consiglio regionale. Sì, io andrò in Consiglio regionale e sarò a disposizione di Alberto Stefani, come è giusto che sia. Non ho mai vissuto, e sopportato i grandi fratelli e non lo voglio fare io. Alberto sa che se ha bisogno, sa che può contare su di me, però è giusto che lui faccia il suo abito sartoriale e personalizzi l'amministrazione come meglio crede. Adesso che è più libero amministrativamente può pensare a una sorta di Europa delle regioni, una CDU veneta? Ma adesso che sono più libero intanto cercherò di mettere a posto l'armadio, perché c'è un casino nell'armadio. Ieri Salvini ha detto che vi trovate, dovete parlare del suo futuro. Quale sarà il suo futuro? Anche forse un maggiore impegno all'interno della Lega Nazionale? Da noi si dice che il militante è sempre pronto all'alba al tramonto. Tutti noi siamo militanti, ovviamente con le nostre idee, perché poi la Lega è, fra virgolette, brutto termine, un coacervo di più espressioni anche ideologiche. Originariamente è sempre stato così, storicamente. Dall'altro ad oggi sono impegnato sulla regione, poi quello che accadrà nel tempo non glielo so dire. Vannacci. Nel senso, fammi una domanda più compiuta. Che Lega è la Lega in questo momento? È una Lega che va da Vannacci a Zaia, appunto. Ma penso che il voto la dica lunga su da che parte si va. E quindi possiamo dire che esiste anche una corrente Zaia all'interno della Lega? Guardi, io ho sempre odiato l'idea delle correnti perché penso che siano la base e l'inizio della distruzione dei partiti. Penso che la storia mi dia ragione. Noi non dobbiamo avere correnti, dobbiamo essere inclusivi, confrontarci e poi se qualcuno sbiella. Questi 203.000 voti gridano anche da parte appunto degli elettori qualcosa riguardo al terzo mandato, al blocco. Ma sa, questo è un dibattito che ormai non esiste più, per me non esiste più perché passate le ore 24 io sono ricandidabile, cioè si figuri la serietà di sta roba del blocco dei mandati. Dico semplicemente che a livello nazionale dovrebbero provvedere a eliminare il blocco dei mandati per i governatori e per solo alcuni sindaci, quelli sopra i 15.000 abitanti che sono bloccati. Tutte le altre cariche di questo paese non hanno nessun blocco dei mandati. Penso che per un fatto anche di coerenza bisognerebbe sbloccare i mandati a tutti. In politica contano i cittadini, questo è un messaggio anche ai politici stessi. Ah beh sì, guardi, io penso sempre, lo dico in continuazione, che l'attore protagonista nelle nostre vite è il cittadino. Non è la politica che è attore protagonista nelle vite dei cittadini. Qualcuno a volte fa confusione. Un'ultima domanda, lei ha lavorato tanto sull'autonomia, adesso parla appunto della CDU tedesca, prima ha citato anche un problema settentrionale, lavorerà su questi temi? Ah sì, ma sono temi che sono nelle nostre corde, cioè sono nella nostra cifra. Esiste una imminente e cogente questione meridionale che va risolta perché ci sono delle situazioni immorali, i bimbi che nascono
al sud non hanno le stesse opportunità dei bimbi che nascono al nord, la sanità che costringe qualcuno ad andare a curarsi fuori regione, ma dall'altro c'è anche da dire che senza complesse inferiorità e senza egoismi esiste una questione settentrionale che, se risolta, può essere ancora più un vantaggio per quelle comunità in giro per l'Italia che hanno bisogno ancora di gettito fiscale e di un aiuto. Ma lei 203.000 voti se li aspettava? Ne ho presi quasi 1.800.000 l'ultima volta.